Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, continuiamo a seguire gli europei da vicino. Ogni giorno ci sarà un nuovo video commento sul nuovo turno degli europei. Secondo turno, l'Italia finalmente si è riscattata dopo un inizio piuttosto lento e si sa che andare subito in sconfitta ai primi turni, le prime partite non è mai ottimo per il morale di squadra. Devo dire che a questo secondo turno ci siamo rifatti alla grande. Ottimo risultato per entrambe le squadre, sia quella maschile che quella femminile. La maschile chiude con 3-1, che è veramente un risultato schiacciante, e andremo ad analizzare secondo me, delle partite più belle della maschile, giocata con il nero dal nostro Lorenzo Lodici, con il bianco invece Maestro Fide Brazionis. E andiamo a vedere com'è andata la partita. D4, cavallo F6, una mossa che fa intendere un po' tutto, un po' nulla. C4 e 6, probabilmente si andrà a giocare la nostra nibso indiana, no? Dopo cavallo C3, alfiere B4, sappiamo che è giocatissima ad alti livelli, però bisogna saperla giocare bene. Cavallo F3 può essere denominato una anti-nibso indiana, cioè adesso questo alfiere qui non andrebbe più ad inchiodare nessun cavallo, anzi questo tipo di apertura prenderebbe il nome di bogo indiana, ma a questo punto il nero ci sorprende con C5. C5 consente questa spinta, quindi è proprio una provocazione, dice al bianco dai vieni se hai il coraggio. Il bianco viene, dopo una serie di cambi praticamente siamo rientrati in una Benoni dove il nero è a corto di spazio. Il nero chiaramente non è una blanderata, fa tutto parte dei piani, è un tipo di posizione che io onestamente non giocherei mai perché la perderei nell'arco di 3 mosse, però chi sa manovrare bene può uscire molto bene da queste posizioni. Chiaramente si capisce che il bianco è in vantaggio di spazio, questo pedone di 6 arretrato, schiacciato, impedisce lo sviluppo armonico dei propri pezzi, questo pedone impedisce lo sviluppo naturale del cavallo in C6, quindi bisogna sapere bene come giocare, e in questo caso quasi sempre il nero cercherà di prendere spazio sull'ala di donna, chiaramente l'alfiere andrà in fianchetto e quindi l'idea del nero è quello di attaccare sull'ala di donna, l'idea del bianco è quella di cercare di prendere e consolidare il centro, soprattutto cercare di non perdere questo pedone altrimenti perde la partita, e quindi vediamo come continua. Cavallo C3, chiaramente ottima mossa che ha vari scopi oltre che di sviluppo. G6, cavallo D2, ecco, qui sembra una mossa strana. Che cosa direbbe la teoria? Beh, qui sviluppiamo i pezzi, spingiamo. Cavallo D2. In questi tipi di schemi spesso questo cavallo non sta tanto bene in F3, perché guardiamo in F3 che cosa può fare e che futuro ha questo cavallo. In D2 invece ha un futuro migliore. La direzione è quella di andare in C4, dove cercherà di ostacolare l'avanzata di pedoni ad ovest da parte del nero, ma soprattutto da C4 sarà a stretto contatto con il pedone D6. Dato che l'alfiere nero andrà in fianchetto, quindi non controllerà più questo pedone, l'idea è proprio quello di cercare di rompere le scatole e andare a attaccare subito questa debolezza, perché il pedone D6 è considerata debolezza poiché è un pedone che non è più difendibile da suoi altri pedoni. Alfiere G7 e 4 arrocco, alfiere 2, cavallo A6, altra manovra tipica di questi sistemi, arrocco corto, cavallo C7. Ora il nero si preparerà per cercare di prendere spazio sull'ala di donna, anche perché ha anche la maggioranza di pedoni sull'ala di donna, e A4 è una tipica mossa che serve a ostacolare, dato che il nero vuole prendere spazio tramite giochetti di questo tipo. A4 serve a controllare la casa B5 e quindi cercare di ostacolare l'espansione del nero. In realtà questo ostacolo si può superare tranquillamente, ci si può organizzare in vari modi per cercare comunque di realizzare la spinta su B5. Ma vediamo il nero come intende giocare. B6 è una mossa interessante, ha varie possibilità. Una di queste è quella sempre di progettare la spinta su B5, e qualcuno mi dice beh Cristian, se lo scopo è quello di fare B5, perché non si è fatto subito A6 e poi B5? Beh, perché su A6 subito potrebbe seguire
non è il caso chiaramente in questa situazione, una mossa come A5 dopo B5 chiaramente non è più possibile poiché ci sono prese al varco e cose varie. Quindi B6 è un'ottima mossa. Tra l'altro permette anche lo sviluppo dell'alfiere su questa diagonale, dato che in fianchetto purtroppo non farà nulla, e anche su questa diagonale non farà nulla. Perché? Perché qui non fa nulla, qui non fa nulla, qui viene catturato e qui idem. Cavallo C4, mossa fortissima. Cavallo C4, oltre a fare pressione sul pedone di 6, quel pedone che dicevamo prima dall'inizio che è debole, fa pressione anche sul pedone B6. Per questa ragione il nero non può spingere a 6 per spingere B5, poiché perderebbe subito questo pedone. Quindi cavallo C4, torre 8, la torre si centralizza, prende un'ottima colonna e attacca sul centro, e adesso F3. Mega catena di pedoni posizionate su case chiare e l'alfiere campochiaro del nero, possiamo dirgli amen, addio. Però, come dicevamo, c'ha un'altra diagonale che è alfiere A6, re H1. Questa anche è un'altra mossa di profilassi. Quando la diagonale del re è così scoperta, benché al momento questa diagonale sembra chiusa e inattaccabile, però una mossicina di questo tipo onestamente non fa mai male. Donna di 7, le torri sono in comunicazioni, la donna su case nere non poteva fare nulla, mentre qui ha un pochettino un raggio d'azione più grande. Alfiere G5, torre A in B8 e chiaramente si sta cercando di progettare sempre la nostra amata spinta in B5. Donna di 2, e a questo punto è difficile sapere, cercare un piano per il nero, no? Per questo io dico, io in queste posizioni non mi sento confortevole, non saprei più che cosa fare, e non sapendo cosa fare chiaramente sbaglierei, mentre i grandi giocatori comunque riescono a trovare ottime mosse. A questo punto veramente sembra che non ci sia nulla, il cavallo qui sta bene, questo qui sta bene, questo qui sta bene, la donna meglio di così non si può, la torre qui sta bene, qui che cosa gli facciamo fare a quest'altra torre? È il momento ora di cambiare questo alfiere per questo cavallo che ci dava un po' di rogne. Alfiere per C4 e solo ora A6. La spinta B5 è sempre nel nostro cuore, sempre nei nostri piani. Alfiere 2 e ora torre in A8. Qualcuno dice, ma scusa, che senso ha torre 8? Non si poteva giocare subito B5? Sembra proprio di sì, perché dopo il cambio io riesco a catturare tenendo il pedone. Il problema qual è? È che ci sono le entrate in settima con l'altra torre. Ora, con un computer davanti è sempre facile valutare, la posizione è leggermente vantaggiosa per il bianco, ma è chiaro che su scacchiera non è disastrosa. Non è disastrosa per il nero, è leggermente vantaggiosa per il bianco. È chiaro che su scacchiera è sempre difficile, ci sono le emozioni umane, tante cose, si gioca per la squadra, no? Come ha detto anche Nicolò nel video di ieri, bisogna anche vedere un pochettino cosa fanno i nostri avversari prima di sbilanciare troppo la posizione. Quindi torre 8 in realtà è una mossa sicuramente chiave e serve comunque a fare B5, perché B5 non è ostacolata, ma se non altro non lasciamo il controllo della colonna ai nostri avversari. G4, B5, come vedi il bianco cercherà di giocare sull'ala di re e il nero deve giocare sull'ala di donna. A5, il nero decide di bloccare tutto, però ora questi due pedoncini possono essere molto forti, possono essere spinti e chissà che in un futuro molto prossimo si possa creare un pedone passato, chi lo sa. Donna in E7, torre in A va in E1, donna in F8, alfiere di 1, qui entrambi i giocatori stanno manovrando un pochettino. Cavallo di 7, in cui sembra esserci una bella manovra per il cavallo. Alfiere C2 e adesso torre in A va in C8. Qualcuno mi direbbe, ma il nero non poteva andare col cavallo lì? In realtà qui il nostro amico computer ci dice che su cavallo E5 seguirebbe F4, chiaramente sarebbe troppo avvelenato prendere questo pedone, quindi la casa C4 sembra interessante, potrebbe cadere anche l'altro pedone, ma dopo che la donna si sposta
in C1 è importantissimo perché controlla queste diagonali. Dopo che il cavallo si prende pure questo pedoncino, seguirebbe E5, cavallo C4 per cercare di tenere un po' la posizione, ma dopo B3, ecco perché l'importanza della donna qui, il cavallo deve assolutamente tornare indietro e qui la situazione è difficile da gestire, molto difficile da gestire, più 1,40 secondo il motore da parte. Per questa ragione torre C8 ancora una volta è la mossa più ragionevole. F4, il nero, scusate, il bianco cerca di avanzare togliendo case possibili ai pezzi del nero e adesso ragazzi qui se si sta ad aspettare o se uno cerca difese, cerca un modo di difendersi di qui, perde la partita. L'unico modo per non perdere è cercare del controgioco dall'altra parte della scacchiera. B4, il cavallo si deve spostare, una possibilità può essere il cavallo in A4, ma in partita con con la tensione anche questa mossa ha il suo significato. Cavallo B5, finalmente si vede un grande spiraglio, quella casa D4 che sembra un pochettino un ruscello, un qualcosa quando tu sei nel deserto e non bevi da 2 giorni. Ecco, quel cavallo lì in D4 sembra veramente stare parecchio bene. E5 serve a chiudere il controllo anche insomma dell'alfiere lungo la diagonale scura e il contatto dell'alfiere con il cavallo, ma ovviamente serve anche a aumentare la pressione qui, no? Quindi in futuro potrebbero esserci spinte di questo tipo. D per E5, F5. Ora qui il bianco sta giocando in modo molto aggressivo. Qual è l'idea del bianco? Ho un buon setup di torri, devo cercare di aprire le colonne. Peccato che su F5 il nero trova una mossa semplice quanto geniale che è donna D6. Bam! Supponiamo che il nero qui avesse fatto un'altra mossa qualsiasi, faccio una mossa veramente casuale come torre B8, qui seguiva pedone per G6, chiaramente non si può catturare col pedone in F altrimenti perdiamo la donna, ma dopo H per G6 tatticamente c'è alfiere G6 giocando sempre sull'inchiodatura. Qui la partita è finita per il nero perché ci sono entrambi gli alfieri che puntano sull'arrocco, le torri, insomma è veramente devastante, ma grazie a donna D6 la scampiamo da tutte le varie entrate, la donna si toglie dall'inchiodatura di torre, quindi è eccezionale. Cavallo in E3, il cavallo cerca di tornare in gioco, cavallo in D4, la mossa cavallo D4 è molto importante perché ora se il bianco giocasse subito cavallo C4 perderebbe il pedone centrale, quindi alfiere 4 per tenere questo pedone e poi minacciare di giocare cavallo C4. C4 per togliere la casa di entrata al cavallo e adesso F6, un altro sacrificio di pedone da parte del bianco. Peccato che questo pedone è attaccabile 3 volte e quindi perché no? Il bianco ci regala un altro pedone, l'idea del bianco è sempre quello di cercare di aprire la posizione, però probabilmente ha valutato male perché il nero riesce a difendersi. Adesso il nero ha 2 pedoni di vantaggio, un pedone che potrebbe diventare passato, anzi quest'altro è anche già passato, e la situazione si è totalmente ribaltata. Cavallo D7, donna F2, attaccando sul punto F7 e ora F6, mossa ottima, difesa solidissima. Torre C1, C3, cattura. Questo pedone è prossimo alla promozione, segue donna in A2 con attacco a raggi X, si dice sul re, che si sposta preventivamente, donna 4, cavallo B5. Siamo alle battute finali, tenete ancora duro perché questa partita è stata bellissima. G5 cercando di scombussolare la struttura pedonale e qui difesa geniale. Torre F8. Perché dico geniale? Perché su una mossa spontanea come potrebbe essere F5, oh che figata, mi sono creato altri 2 pedoni passati, ci sarebbe il sacrificio di torre e vattelo a vedere in partita e chiaramente non si può accettare poiché seguirebbe il doppio su donna e re, quindi è veramente difficile immaginarsi un sacrificio di torre su un pedone, però la bravura del giocatore sta anche nel giocare bene difensivamente. Torre F8, cambio, cavallo C4, attacco su donna C5, la donna da C5 non sta bene di più,
Tiene sott'occhio il cavallo, può entrare in seconda traversa, può richiedere eventualmente un cambio di donna non appena questo cavallo si toglie, può andare anche in E3 minacciando la torre avversaria, quindi sta veramente bene, mentre i pezzi del bianco sembrano veramente inermi e poco attivi. Cavallo B6 minacciando la torre. Qui qualcuno giocherebbe subito, cercherebbe subito di spostare la torre, ma la miglior difesa è l'attacco. Donna E3. Se tu mi prendi la mia torre, io ti prendo la tua con praticamente scacco matto o grande perdita di materiale. Donna in A1, difendendo la torre e difendendo la prima traversa, che è importantissima, e segue cavallo G4. Cavallo G4, sicuramente questo cavallo torna utile in attacco, possono esserci robe di questo tipo, può esserci uno scacco di cavallo e quindi il re poi si mette sotto attacco RGX da parte della donna, perciò onde evitare cavallo F2 e re in G1, il bianco decide di giocare H3. Cavallo F2 segue lo stesso, qui addirittura il computer suggerisce cavallo D4 e dopo per esempio sacrificio di cavallo, donna in H6 scacco, re in G1, cavallo in E2 doppio, ma non è tanto questo il problema perché su re F2 c'è torre F8 e chiaramente se il nero accetta anche questo secondo cavallo c'è lo scacco matto, la donna con la combinazione della torre non lascia scampo al re avversario, ma comunque qui bisogna essere anche a un certo punto pragmatici e andare sul sicuro. Cavallo F2 sicuramente un'ottima mossa, il re si rifugia in H2, torre F8, comunque noi riusciamo a portare tutti i pezzi all'attacco contro il re avversario. D6, adesso anche il bianco può romperci le scatole togliendoci quasi dalla bocca il sapore della vittoria, ma donna F4 penso sia troppo tardi, re G1 e adesso cavallo D3. Ci sono innanzitutto doppi attacchi, possibilità di entrare con tutti i pezzi contro il nostro avversario. Qui il bianco cerca una difesa che possa sembrare più tenace possibile, cioè torre per C3, sacrificando la propria torre su quel pedone che in realtà è una regina, e qui viene giocata donna D4, si perde un pezzo con scacco, si perde anche questo pedone, eccetera eccetera. Ancora una volta qui il computer qui qualcuno potrebbe dire ma se anziché giocare questa mossa che sembra folle il bianco giocava torre F1 si salvava? C'era sempre donna di 4 scacco, re in H1, cambio di torri, donna per F1 e adesso il pedone in C va sicuramente a promozione. D7, promozione donna. E ora attenzione, il bianco deve dare per forza la donna e adesso su cavallo C1 la nostra donna riesce a controllare la casa di promozione del pedone avversario e la posizione è chiaramente stravinta. Ottima partita, forza azzurri, continuate così, ci aspettiamo grandi cose anche per il terzo turno, mi raccomando cari amici di Matto Scacco, fate sentire il vostro calore ai nostri che hanno veramente bisogno di tutto il vostro supporto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!